Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione. Pranzo nel giorno di festa nella struttura Casa Nostra della diocesi cosentina, storie di donne e uomini duramente provati dalla vita. Lunedì comincia il nuovo corso per la sanità calabrese, si insede il nuovo commissario, il generale Cotticelli, che ha preso il posto di Massimo Scura. C'è anche la Calabria tra le regioni che si rivolgeranno alla Corte Costituzionale per stoppare la legge che viola i diritti umani, lo ha annunciato il presidente Oliverio. Un sorvegliato speciale forza l'ingresso di un negozio di abbigliamento a Corigliano e ruba 400 euro dalla cassa. Grande successo per il tour calabrese di Teresa Mannino, artista siciliana che racconta con ironia il nostro rapporto con l'ambiente. Dopo Reggio e Catanzaro, stasera sarà a Cosenza. Buon pomeriggio, oggi vigilia dell'Epifania, tra poco ci collegheremo con la struttura Casa Nostra per raccontarvi delle storie di persone bisognose che trascorrono questa giornata che anticipa l'Epifania. Fra poco saremo pronti con il collegamento. Intanto parliamo di sanità perché sta per iniziare il nuovo corso, inizierà lunedì con l'insediamento del nuovo commissario, il generale Cotticelli, che ha preso il posto di Massimo Scura. Sentiamo. Si cambia registro nella sanità calabrese e chi lo sa. La cosa certa è che lunedì si insedia il nuovo commissario, il generale Cotticelli, che il governo ha voluto in sostituzione di Massimo Scura. La scelta di continuare in regime di commissariamento non piace alla politica calabrese, atteso che più volte il governo regionale ha invocato una soluzione diversa, vale a dire quella di consegnare la sanità nelle mani dei calabresi. La storia è lunga ed ha impegnato mesi e mesi del dibattito politico, giusto ricordare le vibranti proteste di Oliverio, ma l'urlo non si è tramutato in nulla, visto che Roma non ha tenuto in considerazione la proposta della Calabria. Tocca quindi a Cotticelli mettere mano nel complicato sistema delle sanità in Calabria, alle prese con 1000 problemi mai risolti. Che accadrà? Boh. Riuscirà il nuovo responsabile della macchina ad invertire la tendenza, partendo magari dal miglioramento dei servizi offerti ai cittadini? Aggiungiamo noi, magari così come è auspicabile che si intervenga sul fenomeno dell'emigrazione sanitaria, visto che la nostra regione sborsa 320 milioni di euro all'anno ed occupa il terzo posto dopo Molise e Basilicata tra le regioni italiane che spendono di più per i cittadini che vanno a curarsi altrove. Vedremo che farà Cotticelli. Le aspettative ci sono, si attendono i risultati, dopo gli inutili bla bla bla. Dibattito aperto, vivace, si va verso lo scontro anche fra i sindaci e il Ministero sul decreto sicurezza, e c'è anche la Calabria tra le regioni che si rivolgeranno alla Corte Costituzionale per stoppare la legge che a parere di molti viola i diritti umani. Lo ha annunciato il presidente Mario Oliverio. Oliverio non ha dubbi, il decreto sicurezza non convince ed ecco perché ha deciso di stare dalla parte dei sindaci. Il presidente, in una nota diffusa stamattina dall'ufficio stampa della regione, ribadisce di aver espresso più volte perplessità per un provvedimento fortemente discriminatorio nei confronti delle persone, immigrati regolari, che non potranno godere di diritti fondamentali. Pertanto, per il governatore della Calabria, gli atti di disobbedienza annunciati confermano ciò che pensa da tempo. Oliverio poi ricorda di aver finanziato la legge 18 del 2009, inserendo in bilancio 1 milione di euro per concretizzare l'impegno a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e per lo sviluppo sociale e culturale delle comunità locali. Il presidente chiude la sua nota annunciando che la Calabria sarà a fianco delle regioni che stanno valutando la proposta di ricorrere alla Corte Costituzionale per fermare questa legge che viola i trattati internazionali sui diritti umani. Siamo in grado adesso di collegarci con la struttura Casa Nostra che a Cosenza accoglie i poveri e destina a uomini e donne in difficoltà diversi servizi, quali la possibilità di fare la doccia, il servizio mensa, l'ambulatorio medico e in questi giorni di freddo intenso anche la distribuzione di coperte. Ci colleghiamo con Rosalba Baldino. Rosalba.
Siamo in diretta dalla Sala Mensa di Casa Nostra, la struttura della diocesi gestita dall'associazione Casa Nostra di cui è presidente Giuseppe Salerno. Gli ospiti hanno appena terminato il pranzo, un pranzo molto veloce, e con noi Suor Laura delle Suore Francescane Missionarie. Loro hanno una missione particolare che è quella dedicata ai poveri. Suor Laura, intanto qui i vostri ospiti trovano non soltanto un pranzo e quindi un pasto caldo, ma trovano anche delle docce, trovano anche dei vestiti nuovi. Sì, è così. Ogni giorno i nostri ospiti vengono, bussano alla porta, noi li apriamo e offriamo dei sussidi che possano aiutarli a restare e a vivere meglio. Infatti, partendo dal servizio docce, loro arrivano, chiedono di fare la doccia, noi diamo questo servizio, logicamente gestito tutto dai volontari, per cui i nostri volontari sono già pronti dalle 9 del mattino e attendono già i nostri ospiti. Con alcuni si è creata anche una familiarità, per cui loro raccontano le loro esperienze, i nostri volontari li ascoltano e creano anche un clima di famiglia. Abbiamo il centro di ascolto e abbiamo un sportello di servizio legale per coloro che hanno bisogno di essere aiutati anche da questo punto di vista. L'associazione conta con più di 60 volontari che ogni giorno a turni si organizzano sia per il servizio mensa, servizio docce, centro di ascolto e per altre attività che l'associazione gestisce. Certo, tra l'altro oggi il pranzo è stato servito da un'altra associazione, perché c'è questa collaborazione tra le associazioni che è l'ALT. Sì, sono associazioni che hanno risposto alla chiamata anche della nostra associazione e quindi il sabato e domenica si sono rese disponibili altre associazioni che offrono anche il loro contributo. Per quanto riguarda il freddo, no? In questi giorni le temperature sono state molto rigide, alla vostra porta hanno bussato di più? Sì, in questo periodo, che è un periodo invernale, quindi un periodo freddo, l'associazione ha attivato l'emergenza freddo, per cui abbiamo allestito con l'aiuto anche di parrocchie, da altre 2 parrocchie, 6 posti letto. E quindi abbiamo accolto 6 persone che vengono comunque accolte la sera dalle 8 di sera fino al giorno dopo le 8 di mattina. Inoltre sta anche il servizio di unità di strada che si occupa proprio di incontrare le persone che sono in strada, portandoli un po' di tè, un po' anche di coperte qualche volta, quando non abbiamo la possibilità di accogliere tutti, perché purtroppo la situazione è questa. Noi non possiamo tante volte esaurire il bisogno dell'ospite, per cui là dove non possiamo farlo cerchiamo di sopperire in altro modo, quindi portandole coperte o qualche volta anche sacchi a pelo quando ne abbiamo la possibilità. C'è anche un ambulatorio medico, va sottolineato, e ci sono più italiani o più stranieri. Noi oggi abbiamo visto molti italiani, tra l'altro giustamente c'è una dignità nella povertà, abbiamo deciso di non farvi vedere i volti per espressa richiesta dei vostri ospiti, e noi le richieste chiaramente le rispettiamo, però mi pare ci siano più italiani. Sì, in questo periodo sono aumentate molto le famiglie italiane e questo vorrebbe dire che comunque la povertà per alcune famiglie è molto sentita. Logicamente alcune non vorrebbero far sapere che vivono situazioni di estrema povertà, per cui noi rispettiamo loro e quando le ascoltiamo con molto rispetto e cerchiamo di dare loro dignità, anche soprattutto perché sono persone che sono state abituate al lavoro e di punto in bianco hanno perso il lavoro, hanno perso casa, hanno perso tutto.
e quindi c'è anche bisogno di ricominciare, che è la cosa più difficile da fare in questi casi, no? Perché abbiamo sentito delle storie che vi proponiamo, vi lasciamo proprio con le storie di chi ha perso tutto e però tenta e ancora ha speranza per guardare al futuro. E poi linea allo studio. Omir, tu hai 65 anni, sei in Italia dall'82. Sono qua, aspetto qualche minimo cosa per vivere, per stare qua. Io faccio l'artigiano, lo sanno tutto il popolo di Cosenza, anche delle Castelle, da tutte parti mi vedono alla spiaggia quando lavoro col filo, creare Harley Davidson, certe cose. Lavoro 3 o 4 mesi alla spiaggia, diciamo, sì. Io ce l'ho un piccola fargon, tipo camber, sto là dentro, senza acqua, senza luce, senza niente. Ieri proprio, che fa molto freddo, la bottiglia di acqua che ce la mi dà, volevo bere, l'ho trovata proprio gelata, l'ho trovata ghiacciata. Faccio 2 o 3 coperte per coprire perché soffro molto. C'è qualche diritto a noi che io ho la cittadinanza italiana perché io sono prima 25 anni sposato italiano, ho fatto una vita normale. Adesso faccio una vita sacrificata. Questa vita per me dura, però c'è Dio che mi aiuti. Alessandro, tu hai 52 anni, vieni qui a casa nostra. La raccontiamo un po' la tua storia, tu lavori? No, essendo invalido civile non posso lavorare, percepisco poco con l'assegno di invalidità, però non si può fare oltre e ho trovato questo posto che è molto accogliente. In questo momento una casa no, sono in cerca di averla. Per quanto riguarda invece il freddo di questi giorni, come stai facendo? Come ti stai riparando? Sto riparando con una stufetta, diciamo, e la tengo solo accesa 2 ore la sera, in modo tale che si riscaldi la camera dove sto, poi la stacco perché sennò consuma un po' troppo. Queste le storie, grazie a Rosalba Baldino che ci ha aperto uno spaccato su questa struttura che aiuta chi ne ha bisogno, con una delle tante in Calabria in questo momento di difficoltà per molti. Momento di difficoltà, dicevamo, acuito anche dalle temperature gelide, anche nella tendopoli di San Ferdinando che è stata interessata negli ultimi mesi da incendi, uno che ha causato anche una vittima, poi nella notte di San Silvestro un altro incendio che ha distrutto baracche. Nasce l'esigenza di migliorare la vivibilità per gli ospiti della tendopoli e magari anche con altri alloggi, propone la CGIL. Sentiamo. Per evitare nuove tragedie, visto il freddo di queste ultime ore e delle prossime settimane, arriva la proposta della CGIL nazionale calabrese sulla tendopoli non conforme di San Ferdinando. La linea da tracciare, secondo il sindacato, è quella di favorire percorsi di integrazione come quello di Riace, ma nel frattempo alloggiare nuovi container per arginare l'emergenza gelo ed evitare nuovi drammi tra i migranti della baraccopoli della Piana. Baraccopoli che già con l'inizio dell'anno è stata nuovamente distrutta da un nuovo incendio. La campagna di solidarietà si è messa in moto subito per fornire tende e sacca a pelo a chi si è visto inghiottire dalle fiamme la sua baracca, ma intanto continuano a latitare i tanto richiesti interventi strutturali sul ghetto dei lavoratori stagionali. Da una parte sono necessari progetti di integrazione, sostengono quelli della CGIL, a partire dal modello Riace, smontato pezzo dopo pezzo negli ultimi 2 anni. La soluzione dunque starebbe nell'aggiungere container ai 3 già installati, più quello allestito per le docce. Riteniamo, spiegano dal sindacato, vadano individuate soluzioni immediate per salvaguardare l'incolumità e la vita delle persone attraverso l'installazione di moduli abitativi certificati, come avviene nei grandi cantieri pubblici, in un sito idoneo, che possano così prevenire il freddo e la possibilità di nuovi incendi, ma anche migliorare condizioni igieniche e sanitarie. Questa è un'opzione sicuramente temporanea che va svuotata in concomitanza con un piano casa diffuso. E adesso il calcio visto da un altro punto di vista, il calcio come veicolo di solidarietà, come strumento per fare del bene, per
muovere la generosità della gente. Una serie di campioni di Serie A, di Serie B, non soltanto italiani, si sono messi insieme per l'iniziativa Hasta Quanto Podemos, organizzata dall'associazione Lilli Funaro, e si è scoperto anche che Lilli aveva una passione, un legame speciale con il Cosenza. Aste benefiche, donazione di gadget e magliette per i bambini della pediatria di Cosenza, è un modo per raccogliere fondi per acquistare degli strumenti importanti per le chemioterapie. Sentiamo. Hasta cuándo podemos. Hasta cuánto podemos. Hasta cuándo podemos. Hasta quanto podemos. Fino a quanto possiamo. Tutto è iniziato così, con un videomessaggio realizzato da tanti calciatori di Serie A e B che si sono messi a disposizione dell'organizzazione di Hasta Quanto Podemos, un calcio al cancro, l'asta benefica promossa dalla Fondazione Lili e Nusushi con il sostegno del Cavò, finalizzata a raccogliere fondi utili ad acquistare uno speciale frigorifero per il trasporto di medicinali per le cure dei malati di tumore e un particolare riscaldatore, strumento necessario per la corretta preparazione dei farmaci chemioterapici. Oltre all'asta, l'iniziativa ha permesso di aprire le porte del reparto di pediatria dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza per regalare un sorriso ai bimbi ricoverati. Alcuni dei calciatori che hanno sostenuto attivamente l'iniziativa, tra i quali Nicola Spolli, difensore argentino ex della Roma e ora in forza al Genoa, e Luca Garritano del Cosenza Calcio, hanno distribuito regali e sorprese ai bambini, palloni autografati, maglie di calcio e calze rosso-blu. Il Cosenza Calcio ha aderito alla manifestazione e anche una maglia autografata dai protagonisti della promozione in Serie B è stata messa all'asta insieme ai cimeli del calcio di Serie A internazionale. È la prima volta che la Fondazione Lilli partecipa attivamente a eventi legati al calcio, ma non è un caso. Quando stanotte non prendevo sonno, capita spesso prima delle iniziative, e pensavo un po' a quale fosse il legame di Lilli con il calcio. Il legame era forte, se non altro con il Cosenza. Lilli, da studentessa in medicina a Roma, facevamo delle telefonate chilometriche e lunghe per come era sua consuetudine, e dopo la solita prassi di raccomandazioni che ci faceva, stai attento, al massimo potevo andare a Piazza Kennedy, non facevo nient'altro. Ok, tu che fai domani? Vado a Lucca a vedere il Cosenza, vado a Pisa a vedere il Cosenza. Adesso lo spettacolo sold out al Politeama di Catanzaro per lo spettacolo di Teresa Mannino, con la sua comicità pungente, ironica e mai banale. L'artista siciliana racconta la disattenzione e l'indifferenza di noi uomini nei confronti della nostra casa, il pianeta Terra. Sentiamo. Tu prova a chiedere ad un uomo di trovare qualcosa in cucina. La tua cucina, non quella di Gianno Zanzarano. Reggio, Catanzaro, Cosenza sono le 3 tappe del tour calabrese di Teresa Mannino con il suo spettacolo Sento la terra girare. Ecco l'artista siciliana al Politeama di Catanzaro, sola sul palco, riesce con i suoi monologhi, la sua comicità graffiante, intelligente, sottile e mai banale a coinvolgere il numeroso pubblico presente. Per quasi 2 ore ironizza sugli uomini, parla di ambiente, inquinamento, alimentazione, spreco, passa con estrema naturalezza dalla poesia alla comicità. A vedere la Mannina ci facciamo 4 risate, invece no, vi leggo la poesia, se la tracolinate. Il pubblico ride, applaude, è travolto dal susseguirsi di battute. L'attrice comica siciliana, con una laurea in filosofia, è un fiume in piena, prende in giro gli uomini, ma in questo spettacolo la Mannino racconta la disattenzione e l'indifferenza di noi uomini nei confronti della nostra casa, il pianeta Terra. La sua è un'analisi pungente, realista. L'artista sprona ancora una volta l'uomo a rispettare la sua grande casa. Risate, applausi e momenti di riflessione dunque per uno spettacolo davvero travolgente, esclusiva per la Calabria della nuova stagione di eventi di Ruggero Pegna. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Siamo quasi all'epilogo di questa ondata di gelo che ha colpito la nostra regione, causando un crollo delle temperature di diversi gradi sotto la media stagionale. Nel corso della giornata di sabato inizierà il rialzo delle temperature favorito dall'arrivo di correnti più miti che causeranno una moderata instabilità che interesserà principalmente i versanti tirrenici e in particolar modo quelli della Calabria meridionale. Diamo uno sguardo al tempo previsto ora sulla Calabria per le prossime ore.
Oggi residua instabilità sul Reggino con possibili nevicate al di sopra dei 400-500 metri. Sui versanti ionici, cosentini e crotonesi, cieli parzialmente nuvolosi con possibili deboli nevicate al di sopra dei 100-200 metri. Altrove cielo parzialmente nuvoloso, temperatura in rialzo. Domani, tra sabato e domenica, cieli nuvolosi sui versanti tirrenici con piogge sparse, in particolare sulla Calabria meridionale, con nevicate al di sopra degli 800 mm su Serre e Aspromonte. Sul versanti tirrenici del Cosentino deboli piogge con nevicate al di sopra dei 600-700 metri. Possibili brevi fioccate localmente sulla Valle del Crati, ma in deciso miglioramento già nel corso della mattinata. Sui versanti ionici reggini piogge sparse, altrove poco nuvoloso. Temperatura in deciso aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi mari generalmente molto mossi con venti di direzione settentrionale. Domani mari molto mossi con venti moderati dai quadranti settentrionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione e ancora buon pomeriggio. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.